In sostanza, io non troverò mai più, ok? Vuol dire che l'ultima volta che ho fatto l'amore era veramente l'ultima. Beh, averlo saputo, uno fa qualcosa di diverso, no? Se ti dicessero, guarda, stasera trombi, ok, ma è l'ultima, te la giochi diversamente. Io avrei chiamato, che cazzo ne so, il fotografo a farmi il servizio. C'era questo gioco erotico che mi hanno raccontato la volta di due over 50 che cercavano di fare la cosa erotica. Ci facciamo un filmino e ci filmiamo, no? Prendono il filmino e poi uno dice, aspetta, prende gli occhiali. Anche perché l'ultima volta che l'ho fatto, non mi ricordo bene, però so di sicuro che era con la mia ex moglie. E quindi ero già in odore di esonero, no? Avevo Ballardini sul comodino che era... Vi dico questo, io statisticamente qualcuno di voi stasera, domani, al più tra 2 giorni, farà l'amore, ok? No, magari, non ho detto tutti. Non era una profezia urbi e torbi. Ho detto qualcuno potrebbe, c'è ad esempio quello lì che c'ha il ciuffo che si vede che... Qualcuno farà l'amore. Allora, io la cosa che vi chiedo è, avete visto lo spettacolo, avete capito che cazzo di scemo sono. Nel momento in cui fate l'amore, pensatemi un attimo, brava signora. E magari quando siete lì, nel momento proprio dell'orgasmo, c'è proprio l'acqua e dice, ah, per Di Marco, bello lì come mi piacerebbe.